Per raggiungere la Colla di San Giacomo vi do 3 alternative. La prima: si esce sull'autostrada 6 ad Altare, poi si raggiunge Mallare e poi, essendo la Colla di San Giacomo un posto dove non ci arrivano strade asfaltate, da Mallare c'è una strada sterrata che porta proprio alla Colla di San Giacomo. Stesso discorso uscendo con l'autostrada a Orcofelino in direzione ponente. In pratica qui da Feglino c'è un sentiero segnalato da 2 croci rosse che portano direttamente alla Colla di San Giacomo, oppure un'alternativa personale è andando in direzione sempre da Orcofelino, diciamo di Calice Ligure. C'è una deviazione per Calice Ligure che non bisogna prendere, la zona della Carbuta, poi si prende a destra e si prende la strada in pratica che porta al Santuario della Madonna della Neve che abbiamo visto nella tappa precedente. Lì più o meno a metà, in qualche punto sulla destra, c'è un sentiero che porta alla Colla di San Giacomo. Invece è molto più facile dire come arrivare alla Bocchetta di Altare, perché ad Altare, che è in provincia di Savona, prendendo l'autostrada A6 c'è proprio l'uscita di Altare. Dall'uscita bisogna fare un pezzetto proprio per arrivare ad Altare, ma saranno 2 chilometri, e poi proseguendo da questa direzione si arriva proprio in cima ad Altare, alla Bocchetta d'Altare, anche chiamato Colle di Cadibona. La tappa precedente a questa, ovvero quella che dal Colle del Melogno ci ha portato alla Colla di San Giacomo, è stata una tappa molto bella, ma molto tranquilla, un'unica salita in pratica. Pezzi di strada sterrata, asfaltata, punti caratteristici: il Santuario della Madonna della Neve, la ex Basenato e anche tanti bei passaggi in mezzo ai boschi e qualche lieve panorama sul mare. Bene, adesso facciamo vedere la successiva, ovvero quella che dalla Colla di San Giacomo porta alla Bocchetta d'Altare. E niente, io avevo dormito in tenda e a volte, quando ci si sveglia sereni e tranquilli, escono fuori anche dei bei pensieri. Buongiorno a tutti, siamo nuovamente qui alla Colla di San Giacomo in attesa di ripartire per una nuova tappa. Facciamo un resoconto di fronte a questa bellissima alba della nostra nottata passata in tenda. È la seconda volta che mi capita di dormire da solo in tenda e vorrei lasciare un messaggio, spero il migliore che possa io lasciare alle persone che guarderanno questo video. Questa persona qua ha dentro di sé la sicurezza e i principi di dare valore a questa vita. Allora tanta gente potrebbe dire: ma allora ti fermi a dormire da solo in tenda? C'è un conflitto buono tra i desideri umani, la scoperta di se stessi e la sicurezza. Soprattutto c'è sempre la sicurezza, però dobbiamo guardarci dentro, perché viviamo in un'epoca dove io vedo tanta gente bloccata sotto tanti profili e io ho sempre cercato di combattere sotto un certo profilo queste debolezze umane che appunto fanno parte dell'uomo, quindi non c'è niente di che, ma la verità nel fare certe cose viene da dentro di noi. Io consiglio a tutte le persone di guardarsi dentro, di capirsi fino in fondo e di avere il comando della propria vita, perché è attraverso quello che si possono ottenere grandi soddisfazioni da essa. Dopo questo messaggio godiamoci ancora un po' quest'alba e io mi preparo per affrontare una nuova tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri. Oggi dalla Colla di San Giacomo raggiungeremo la Bocchetta di Altare. Sono le 6 di mattina
e siamo appena partiti. Il sole ci sta per inondare e noi lo accogliamo. Ci troviamo sul monte alto e in questo punto troviamo una neviera. Ho visto che un gruppo escursionistico ha dato una spiegazione e ora andiamo a leggere cosa hanno scritto. Gruppo escursionistico La Rocca di Quiliano. La neviera è una grande fossa profonda alcuni metri a forma di cono rovesciato dove i contadini della zona ammassavano la neve. Con il muro perimetrale in pietra aveva una copertura circolare con scandole in legno, rami d'albero e paglia. Fino all'inizio del secolo scorso fu utilizzato assieme ad altre sparse sui monti della Liguria per la raccolta della neve che, trasformata in ghiaccio, era venduta durante i mesi estivi in riviera. La neviera del Monte Alto serviva in parte per il consumo privato dei Marchesi de Mari, antichi proprietari delle Tagliate. Siamo arrivati alla Colla del Termine, che è un punto intermedio di tappa di questa tappa di Alta Via. Niente, qua vediamo sentiero della memoria partigiana. Per tutta la Liguria abbiamo ricordi e sentieri dedicati agli eventi della Grande Guerra. È sempre bello ricordare in qualsiasi maniera questi eventi, perché non dobbiamo dimenticarceli. Magari noi non li abbiamo vissuti direttamente, ma chi più chi meno ci ricordiamo di racconti di vita vissuta da altri e non possiamo per nulla dimenticarceli. Ora noi proseguiamo verso il Monte Baraccone, dove, indovinate un po', troveremo ancora delle paleoliche, cosa che mi fa sempre molto piacere. Ci troviamo sotto una paleolica che si trova appena dopo il Monte Baraccone. Questa è una seconda. Vediamo una qua davanti. Ne vediamo altre due in parata che si fanno beffe di noi e noi le ammiriamo incantati. Le ultime tre, due di qua e una di qua. Siamo proprio sotto.
5 pale eoliche, una attaccata all'altra, 2, 3, 4 e 5. Eccole qua, le pale eoliche riunite nella loro danza, appena dopo il Monte Baraccone. Danzate, danzate. Siamo arrivati alla fine della nostra tappa, qui sul Colle di Cadibona. È stata una gita molto bella, con molti ricordi. Dall'alba, dai passaggi dentro i boschi con tanta legna tagliata. Dobbiamo ringraziarli perché sicuramente tante sterrate così comode per noi camminatori sono dovute a loro che hanno creato quelle strade lì per andarci a tagliare la legna. Niente, ricordiamo anche oggi le pale eoliche appena dopo il Monte Baraccone, e poi siamo arrivati qua di nuovo con una lunga sterrata che ci ha portato proprio alla strada asfaltata qui al Col di Cadibona. La prossima tappa partirà di qua, proprio da questo punto, e andrà verso le Megge. Alla prossima. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.